No, dai Italia, di no, di che Mirko non l'ha messo ordine, guarda, guarda, Mirko di Tazzavala Armeron che era là. Era un armeron là. Ah, Questo... lo ha orizzontalizzato. E io No. non ti ha orizzontalizzato. Tagliati. Ah, Una parte è qua sotto. E una parte è questa o quella. Ce n'era un altro sempre tagliato, una parte è questa e è questo. sì, te metti Mirko in quarantena, ciao. Infatti dopo ci conta cosa la combina su Camillo, perché già immagino Mirko in quarantena con Camillo qua sotto casa, cosa che non la combina. Dico solo quello, smontato completamente. E l'anno che avevamo dubbi. Oh Mirko, ho una fiducia a casa tua qua. Le vai assai, c'avi su, ma su proprio. Allora Italia, qui non faccio un video a parte anche perché è una cosa che serve veramente a pochi. Diciamo che semplicemente portiamo gli scarichi elettrici con i pulsantini davanti nel lato cruscotto di guida. Però te vedi qua, pulmino dietro, ha le balestre, 3 fogli. E secondo me quando lo porterò a far vedere le sospensioni probabilmente c'è da aggiungere anche un foglio o 2, non lo so. 3 fogli. Non gli hai 3 fogli? 3 fogli. Cacchio! Non dite una monada? No, cacchio! No, dice pochi? 1, 2, 3, sì, no, dice pochi. È il peso. Ti piace il tempo nuvoloso? Oh, guarda. Non ti sei Dracula come me? No, che sono Dracula. Allora Italia, approfittiamo dell'angolo mercatino. Mirko ha da vendere questo portamoto che va bene anche come portabici, e per quanto riguarda 3 bici. E per quanto riguarda l'attacco, adesso ci spiega Mirko, c'è della serie, va nel gancio traino, come No, queste sono delle staffe che vanno messe sotto al furgone, perché questo l'ho montato sul mio furgone. Renault, in teoria va Renault, Opel di sicuro, però secondo me va bene anche sul Fiat, quindi su tutti i vari altri Twin, tutto quello che tu vuoi. Opel Movaro sicuro, e anche Nissan Prinstar, che è quello della Nissan, che è sempre come vedete il mio. Questo va sotto il telaio e dopo lui si infila praticamente come tutti i vari carrelli portamoto. Questo portamoto non è solo portabici, 170 kg mi sembra che sia omologato di peso. Trasla, perché questo tu sganci, lui si sposta da qua, si sposta circa mezza porta del furgone, quindi è mezza che ti resta sempre chiusa e la mezza la puoi aprire tranquillamente. E praticamente tutte le sue frecce, tutto quanto, io ti do le staffe, tutte a subbolini, i cavi già, che di solito chi lo trasloca purtroppo li lascia su sul camper, io invece li ho già tolti. Lo do via solo praticamente perché non lo uso, semplicemente non riesco a usarlo come voglio io, ecco, quello lì. Perfetto, quindi chi è interessato contatta Mirko nel gruppo Facebook delle puntine oppure magari anche nei commenti dopo. Peso 70 kg più o meno. Beh dai, neanche tanto insomma, cioè a vederlo così sembra una roba abbastanza massiccia, robusta insomma, quindi 70 kg. È alluminio logicamente, perché quasi tutto alluminio. Beh, tieni su una moto giustamente, quindi insomma. Italia, esatto, sì, hai già indovinato tutto. Come alcuni sanno, in Pulmin c'erano le ventole, quelle della CBE con regolatore automatico, il quale in base alla temperatura diciamo teleaziona e te le disattiva. E adesso togliamo le ventoline, quindi solo la parte ventola ovviamente originale, e ci installiamo queste della Corsair. Gli appassionati di informatica sanno che la Corsair è un'eccellente marca di dissipatori, poi facevano anche memorie RAM e comunque anche ventole, quindi insomma adesso non so quanti giri al minuto sono queste, però veramente sono dei bei bestioni, sono 12x12. 2 di queste consuma come una di quelle. Okay, perché 0,13 e 0,13 ampere e quella 0,21, ok, però siamo quasi il doppio. A Fantuina qua.
Sì, fanno il doppio di aria. Beh, ma tanto giustamente, cioè, d'estate usi le ventole del frigo e quindi coi pannelli d'estate chi se ne frega, cioè anche consumano quelle che devo montare su Camillo, prendo il ventilatore a casa direttamente. dopo lo faccio vedere. Ne ho una da 1 ampere e 1 ampere e 10 mi sembra. Italia Mirko è così, per chi lo conosce sa che Mirko è così. Beh, allora là è una bella differenza, ma non tanto la dimensione, ma la velocità, hai capito? Ovviamente le Corsair sono anche ottimizzate per avere più velocità in base al tipo di corrente, perché insomma ci sono altri meccanismi di qualità superiore, quindi fa meno fatica a girare la ventolina, hai capito? Quindi gira più veloce. Queste qua solitamente si mettono appunto nei computer, nei cassoni dei computer. Per chi volesse montarsi o fai da te, io consiglio di prendere sto pizzo della CBE che mi pare costi 40 euro, quindi ventoline più la staffa, in più il pannellino col sensore di temperatura, lui ha un termostato che tu puoi scegliere più o meno a quanti gradi far partire le ventole, cioè secondo me ti conviene, cioè 2 ventole ti vengono a costare secondo me quelle più piccole in assoluto 10 euro, quindi insomma 2 ventole buone 30 euro, tanto vale che ti prendi quelle lì, hai capito, il kit. Comunque quello che volevo dire, mi raccomando, te lo ricordo di nuovo, le ventole devono buttare sempre fuori, perché tanti mettono le ventole che tirano dentro, oppure peggio ancora certe che buttano sia dentro che fuori. Tutte e due le ventole devono buttare fuori l'aria, quindi l'aria calda viene prelevata e buttata fuori. Eccola, la vedi, quella è quella di Mirko, come dimensione siamo uguali, una 12x12, solo che questa è ancora più veloce. Adesso non so se leggiamo quanti giri al minuto ci sono, a parte che questa non è una ventola da computer perché No. 0,72 ampere, è il triplo della mia? Eh sì, P del triplo, ciao, su sta qua. Italia, a faccia, porca troia. No, questa te la puoi utilizzare per affrescarti te, senti che roba. Che bello, come a Natale. Procedendo a step, adesso vabbè, intanto Mirko sta preparando i cavi della ventola, quindi li tagliamo per collegarli alla piastra. Successivamente, non mi ricordo perché, c'è da adattare anche... Ma no, Mirko, aspetta, scusa. Non serve. Ah sì, no, sì, non dobbiamo fare... far niente alla piastra. No, era per usare... Oddio, sì, volendo sì. Sì. Però è solo fissata con una vite. Vabbè, un fiade colla, troviamo qualcosa resistente al calore. Se inventiamo qualcosa in Italia. Tagliamo un po', che è schedina che sta lo stesso, e così abbiamo possibilità di mettere 2 vite. Adesso vediamo che se capita di saldiamo, non fuso. Spinge, non c'è male. Sì, meno di quella di Mirko. Quella di Mirko spinge di più. Ma lo potete che ne do? Sì, no, cioè spinge ovviamente a sufficienza per un frigo di un camper, però se paragonata a quella di Mirko la differenza la senti, ma chiunque la sente. Te che ti taglio corti, te li lascio lunghi, man mano che magari negli anni dovessi metterci le mani o questo o quello, ti hai lunghi li puoi usare finché vuoi. Che gentile che è Mirko, cioè non solo per i cavi eccetera, ma hai notato che ha parlato in italiano, perché lui sa che dopo devo stare là a mettere i sottotitoli. E anche la seconda ventola per fortuna va, dico per fortuna perché ma non so, esatto, ci abbiamo fatto un scatolone di resi per Amazon perché purtroppo lì la qualità era quel che era. O il corriere è venuto 10 volte a portarti via la roba. No, 10 pacchi e poi il corriere è passato ovviamente una volta sola però, che li ha presi tutti assieme, è chiaro. Tanto ormai il corriere sa casa. Ah sì. Italia, aspetta, un'altra roba, le ventole sempre sopra, sotto non servono a niente, fidati, per avere una prova di quello che ti dico in piena estate metti la mano nella griglia sotto e sentirai che non c'è niente di caldo, lo puoi anche aprire e andare dentro, non è mai caldo, mentre sopra sì. Vedi, adesso gli sto staccando le presette che sono queste delle ventole vecchie, gliele colleghiamo alle ventole nuove, poi le inseriamo qua e basta, è finito tutto. Ah, già da questi io. E il campeggio a casa di Mirko. Non vedo ancora, cioè il costo è elevatissimo e purtroppo
Diciamo che secondo me, se ne parlava anche l'altro giorno, va benissimo una batteria al litio per chi non ha magari enormi esigenze, tipo io che uso il computer tutto il giorno, della serie si accontenta di una da 100, hai capito? Una da 100 dicono che fa come 4. Oddio, Dicono. 2, non 4, sentiamo. Secondo me fa 2, no? Tanti dicono no, fa come 4. E bisogna vedere dopo a fine. Cioè, dati empirici voglio dire, quindi dimostrabili, fatti, fare una prova. Però 2 AGM da 100, secondo me, perché il voltaggio che resta più alto. Eh sì, ma ti paghi più del doppio? Da litio? Sì. In più chissà dopo a manodopera, perché insomma non è un procedimento semplice. Mi sembra che non si può montare una batteria al litio così. No. Non è che puoi sostituirla alla perché normale. Dopo carica con l'alternatore che ha problemi, carica con i pannelli che ha problemi e devi comprare questo, devi comprare, quindi non è solo la spesa della batteria. Sì. C'è ben altro. Oh, Italia guarda che sberega di ventole. Tanta roba. Questo fornitore. Ecco, Mirko ha messo i dadini autobloccanti, che così non vanno le ventole in giro per il frigo, insomma, dai. No, che non le parti per la strada.